Un cordiale saluto a voi tutti amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Stiamo iniziando una nuova settimana per cui risulta interessante cercare di capire quella che potrebbe essere l'evoluzione futura. Diciamo anzitutto che i primi giorni della settimana, con buona probabilità fino a mercoledì, compreso buona parte di mercoledì, il tempo si manterrà ancora tranquillo, ci saranno dei cieli ancora sporchi di nubi, però in linea di massima avremo condizioni di tempo buono, con l'afflusso sempre costante di aria fredda da nord-est che si farà percepire soprattutto durante la notte. Poi qualcosa potrebbe cambiare, ci viene in aiuto a tal proposito questa mappa che ha circa 5500 metri, che riguarda la distribuzione delle alte e delle basse pressioni. Potete notare come nell'estremo nord-est ci sia un nucleo con i colori blu. Si tratta di un nucleo di aria molto fredda proveniente dalla penisola scandinava, che appunto tenderà a proiettarsi verso l'Europa centrale, e più ad ovest un altro nucleo sempre con i colori blu che si starà avvicinando verso il Mediterraneo. C'è la probabilità che questi due nuclei si fonderanno, quello freddo proveniente da nord-est con quello atlantico proveniente dal nord Atlantico da ovest, e potrebbe dare origine a un nuovo peggioramento del tempo che potrebbe, qui il condizionale è d'obbligo, manifestarsi a partire da giovedì. Bisognerà capire in sostanza dove andranno a crearsi i minimi di pressione, e se verrà confermata questa linea di tendenza ci sarà la possibilità di vedere nuovamente la neve a partire da giovedì, e che potrebbe interessare anche i giorni successivi. Come dicevo, si tratterà di inquadrare con precisione queste linee di tendenza, specialmente l'esatta collocazione dei minimi di pressione. Proprio per questo vi invito costantemente a seguire l'evoluzione del tempo sul sito www.vicenzameteo.it e anche negli appuntamenti video che verranno appunto proiettati i prossimi giorni. Con ora vi saluto e ci sentiamo appunto nel prossimo appuntamento.